Quest'anno a condurci per le vie del borgo sarà Eugenia Lucchetta. Eugenia, ci troviamo nella piazza di Mura, alle nostre spalle c'è la chiesa di San Gottardo. Ci spieghi un po' la storia di questa bella chiesa? Certo, San Gottardo è il patrono della comunità di Mura, noi lo festeggiamo il 5 maggio e San Gottardo era il patrono del bestiame. La chiesa, le prime testimonianze dell'esistenza della chiesa sono già dal 1319, all'interno la chiesa, se ben piccola, è molto carina, c'è una pala molto importante dietro l'altare ed è interessante, insomma, adesso addobbata col nostro presepe. Eugenia, partiamo? Partiamo! Questa manifestazione è bellissima, veramente. Grazie a tutto il paese e a tutte le persone che si sono impegnate in questa rappresentazione del presepe. È un posto mistico quasi. Questa è una delle statue del presepe itinerante che quest'anno abbiamo voluto fare lungo tutte le vie di Mura. L'idea è nata da uno di noi del paese e l'abbiamo condivisa e tutti quanti abbiamo partecipato alla realizzazione. Lungo le vie troviamo appunto le statue che corrono e portano alla fine alla Natività. Questo è lo storico presepe di Mura che è diventato anche il simbolo della nostra locandina. Come vedete è ricavato all'interno di un tronco con materiali particolari. Dalla Calabria fino a Mura. Eh sì, siamo arrivati qui e ci siamo trovati in questo bellissimo borgo. Abbiamo visitato tutti i presepi che ci sono ed è veramente uno spettacolo per gli occhi, con la musica qui che fa animazione, è davvero bellissimo, complimenti! Questo bel presepe alle nostre spalle è stato fatto all'interno del capitello di San Giuseppe. Il capitello di San Giuseppe è posto qui nella confluenza delle strade di campagna, nelle mappe si trova già dall'800. All'interno è raffigurato San Giuseppe con in braccio un bambino. Il quadro è stato dipinto nel 1944 dopo la Grande Guerra. Qui abbiamo il Gardus, che è il soprannome di noi abitanti di Mura. Siamo soprannominati Gardus perché una volta nella campagna e nei vigneti di Mura era pieno dei famosi maggiolini, penso che ognuno di noi se li ricordano. E alle mie spalle invece c'è il capitello di San Liberale che sorge sulle rive del Soligo. Il capitello è caratterizzato per il suo porticato che una volta serviva da riparo ai viandanti, oltre che a proteggere gli affreschi. Questo è uno dei presepi che testimonia la creatività e la fantasia degli abitanti di Mura. Come vedete, con un piccone e una zappa di ferri di cavallo nasce una natività che si lascia guardare. Eugenia, in questa splendida piazzetta che è anche un po' il cuore di Mura si conclude la nostra visita. Ma ce lo spieghi il segreto di questa atmosfera magica? Il segreto è semplice, è la buona volontà e il cuore che tutti i volontari che partecipano a creare la manifestazione ci mettono veramente un grande impegno, una grande dedizione e vanno veramente ringraziati. È così, noi a Mura ci crediamo in questo Natale, ci crediamo in quello che facciamo.